Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi vorrei parlarvi di questi tempi perché sento sempre più gente che mi contatta e mi chiede come andranno la situazione, mi contattano sia militari che gente normale, gente che mi segue da anni e a un certo punto notano che altri esoteristi seri che erano sul web, che avevano negozi sul web, si sono, tra virgolette, nascosti o sono scesi nella grotta proprio perché hanno compiuto il loro lavoro di divulgazione e sono scesi e si sono, tra virgolette, nascosti. Quindi i tempi sono maturi anche per quelle persone che seguono il Marietto o per quelle persone che hanno preso anche il ciondolo, il sesto sigillo di Marte e anche questo che metterò video fra poco, che è il sigillo di Mosè. Vi ricordo che Mosè, oltre che essere un profeta, oltre che essere un grande mago, era anche un grande generale, era un militare. Quindi di conseguenza aveva questo trittico, come in fondo lo è stato Gengis Khan. Voglio ricordarvi che anche Gengis Khan nel 1100 non scherzava, era uno che giocava a duro, è stato forse uno dei più grandi carnefici del dopo Cristo, diciamo così. Però a noi in questo momento interessa appunto le conoscenze esoteriche, come si suol dire, cabalistiche e rimetto a video questo qui, il libro segreto dei sette draghi, che è edito dalla Rebis, per chi lo ha comperato chiaramente è un segno importante perché è un segno che ha avuto questo permesso da gruppi mistici di acquistarlo. Altri invece non potranno più acquistarlo quando capiranno che ormai la stalla è stata chiusa, chi è fuori fuori, chi è dentro. Quindi come si evolverà la situazione? Beh, adesso, dal 2020 in avanti, come aveva già detto Marietto anni fa, il Marietto aveva parlato del 2018, in realtà il botto c'è stato nel 2018, ma la gente sonicchiava con la New Age, correva dietro ai salti quantici, alla luce del Reiki, all'essere fortunato a cercare soldi, cercare parcheggio con le paroline di qua e di là. Insomma, la gente era un po' distratta da quello che gli stavano facendo e era un po' come se si fosse lanciata nel vuoto pensando di avere il paracadute, ma non ce l'aveva. E se qualcuno gli andava a dire guarda che non hai il paracadute, erano capaci anche di offenderti e fare qualcosina in più. Quindi il Marietto cosa consiglia? Consiglia di seguire sempre il The Guardian, Marietto veneziano, se ha la possibilità economica di prendere il ciondolo magico, il sigillo 6 di Marte e il sigillo di Mosè se ha anche delle proprietà materiali. Il sigillo di Mosè è agganciato sia alle proprietà materiali ma anche alla persona, ovvero fra un po' ci troveremo l'orsetto che dopo aver finito con l'Ucraina inizierà con la Polonia, con la Romania, con la Finlandia, insomma si espanderà. Prima di questo sicuramente avrà abbastanza forza economica da far tornare quasi la Germania e l'Italia nel Medioevo a livello economico. Infatti vediamo che quei ministri o primi ministri che si sono affacciati al governo italiano senza essere eletti dal popolo, praticamente non sanno più cosa fare, cosa inventarsi per poter sodomizzare gli italiani, no? E abbiamo visto con la gestione del Covid che è stata leggermente lacunosa e purtroppo, come sempre detto, visto che è un farmaco sperimentale e la sperimentazione finirà nel 2023, per chi riuscirà a restare in piedi ci saranno degli effetti collaterali che ancora non si conoscono, però si vedono sul campo gente che purtroppo sta male. Quindi, a parte questo, a parte che qualche ministro qualche mese fa diceva in TV da Gran Strillone che eravamo nella ripresa economica, nella realtà il Marietto ha sempre detto che dal 2020 al 2029 ci sarebbe stata una situazione disastrosa, una situazione catastrofica, una situazione in cui l'Occidente sarebbe stato debole in confronto all'Oriente e chiaramente l'Oriente sta sfruttando al massimo questa finestrella di tempo. Per chi segue il Marietto e ha tutte le sue protezioni non deve temere per il semplice fatto che
Lungo il cammino daremo sia al decano che a Marietto delle istruzioni per poter passare questo periodo. Certamente non sarà facile, ma la gente che segue il Marietto e il Legarda ce la potranno tranquillamente fare. Per gli altri, purtroppo, come diceva mio papà, io proteggo mio figlio, gli altri devono proteggere i loro figli. Certo, in questo periodo ci sono persone che, sapete la storia della cicala e della formica, non si rendono ancora ben conto che la situazione è grave e fino al 2029. Quindi chi ha la possibilità di avere un terreno nel sud Italia o una casa nel sud Italia è sulla strada giusta, gli altri si devono barricare con delle protezioni eteriche, perché chi comanda l'eterico comanda il mondo, lo ripeto, perché per i nuovi, per chi comanda l'eterico comanda il mondo. Tutto il resto è fuffa, e lascia il tempo che trova, le varie mode e via dicendo. Bene, cari amici, detto questo, vi invito a seguire sempre il Degarma Veneziano e ci sentiamo al prossimo. Se potete, acquistatevi questo libro che è un segnale importante.